I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, su delega della Procura Europea, Ufficio di Palermo, hanno condotto una vasta operazione a contrasto dell'illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando. Le attività di perquisizione hanno visto il dispiegamento di oltre 70 finanzieri con il coinvolgimento delle Fiamme Gialle di Verona e di Padova e hanno consentito di sottoporre a sequestro, tra le altre cose, 17 tonnellate di sigarette pronte per essere commercializzate, 8 tonnellate di tabacco triturato e una fabbrica di sigarette di vaste dimensioni dotata delle attrezzature e dei macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala ubicati all'interno di un polo logistico situato a Castagnaro in provincia di Verona. Oltre 2 milioni di euro è il valore dell'impianto realizzato secondo i più avanzati standard tecnologici e in grado di produrre ogni giorno 4 milioni di sigarette all'interno dello stabilimento insistente su un'area di oltre 5.000 metri quadrati. Sono state rinvenute 8 tonnellate di sigarette, scatole contenenti tabacco triturato per un peso di circa 8 tonnellate, 108 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i luoghi di rinomate case di produzione, Marlboro e Winston, presso altri depositi ubicati sempre in provincia di Padova, a Monselice. Facenti parte della stessa rete logistica sono stati sequestrati 31 bancali di materiali per la produzione di tabacchi, 9 tonnellate di sigarette illecitamente prodotte. All'atto dell'accesso è stata rilevata la presenza di 11 soggetti di nazionalità bulgara e ucraina, alloggiati in stanze di fortuna ricavate all'interno della stessa struttura. Tutti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria delegante per i reati di detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione dei marchi, unitamente a 2 soggetti italiani titolari dello stabilimento e del deposito in cui sono stati rinvenuti i tabacchi. I finanzieri del Comando di Palermo sono giunti all'individuazione dei siti di fabbricazione risalendo all'intera filiera di approvvigionamento, a partire da alcuni sequestri di sigarette effettuati sempre nel palermitano. Particolarmente complessa si è rilevata l'esatta localizzazione degli stabilimenti a causa delle rigorose precauzioni messe in atto dai trasportatori per celare i luoghi di produzione. L'intervento in questione, per estensione e capacità produttiva dell'impianto, rappresenta il culmine di una serie di operazioni condotte dalle Fiamme Gialle di Palermo negli ultimi 9 mesi in più regioni d'Italia, che hanno portato nel complesso al deferimento dell'autorità giudiziaria di ben 33 soggetti di nazionalità ucraina, bulgara, moldava, italiana, sequestro di 4 centrali di produzione clandestina, 72 tonnellate di sigarette illegali pronte per essere immesse sul mercato, 50 tonnellate di tabacco triturato, 421 bancali di precursori per la produzione di tabacchi, macchinari, attrezzature e mezzi per un valore superiore ai 6 milioni di euro.